ricominciavano ogni giorno, all'uscita del sole, la vita e la storia. Ogni giorno durava secoli. Un poeta antropologo di questa terra di pastori, Michelangelo Pira, scrutava il suo universo sotto una quercia. Cercava i segni, zosinnos, di una storia di milioni e milioni di anni fa. Milioni e milioni di anni prima di oggi, o forse qualche decina di anni prima, quando i galu creatura, pizzino minore, o forse non era neanche nato. E te sa cosa che ha ti stumbato, e ti se mattessi tanto, due dimannas che ne risposta. Che cos'era la cosa? Non lo poteva sapere perché non sapeva che cosa fosse lui. E ti se non lo poteva schire, che hanno schiata e te sa cosa. Ma si stumbata emmo, cosa si lamentaiata? Tumbo. E si l'intendiata per impettorra, tumbo, tumbo, tumbo. E Gaia bella bello si che dormiata. Su nome meu este Mialino. Mialino e Crapino. Crapini babbo, pastore e poeta. Ma sa prima di scuola su mastro a che ne sapello, cramaia sospizzinnoso e donzuno cramato s'arricaiata e naraia presente. A un certo punto sta arrivato a Pira Michelangelo. Io che hanno nato Pira Michelangelo non mi so manco tremitu, che non ischio che cramanna mie. E tanto su mastro che mi conoscia si mi ha pompiata o crostorto se mannato. Pira Michelangelo, alzati quando faccio il tuo nome, te l'insegno io l'educazione, dove ti credi? All'uvile. E Gai, a 6 anni, ha pischito che io due numenese. Su nome de Saida, de sa famiglia, de sos companzos, Mialino, de Crapino, e su nome de si stato, su nome de si scuola, Pira Michelangelo. Due numenese, due limbas, sa limba e mama, su vizzichesu, su sardu, e italiano, e due scuole, la scuola impropria, la scuola de Saida e la scuola ufficiale. I segni di un'antica città sacra sorta sull'altipiano granitico di Romanzesu. 3000 anni fa i nuragici sedevano sui gradoni di pietra dell'anfiteatro per partecipare a misteriosi riti religiosi. Un tempio e un pozzo sacro, luogo di pellegrinaggio dei protosardi che si ritrovavano in questo santuario per le cerimonie di purificazione, per il culto delle acque e della fertilità. Intorno al villaggio le capanne formavano labirinti circolari tra una foresta di sugherete e i graniti. Al centro un recinto a Megaron dedicato a un capo tribù, battezzato come Eron. In questo tempio sono state recuperate collane di ambra e punte di lancia di bronzo. Romanzesu ora è un simbolo di un paese, tra i colli di Sant'Elia e di Buoncammino, che ha seguito la via pastorale, prima secondo sistemi arcaici, poi con la trasformazione delle aziende.
ma la pastorizia ha saputo trovare un connubio insperato con la cultura. In questo insediamento nuragico si riscoprono le origini di Bitti, che venne frequentato anche dai Romani in epoca imperiale, nel secondo e terzo secolo d.C. I Romani firmarono con i Balari, che si erano insediati nel centro barbaricino, una pace armata. Il nome di Bitti sembra che sia legato alla leggenda di una cerbiatta, in lingua sarda Jabitta, uccisa mentre si abbeverava in una sorgente. Così recita un canto popolare. In dununtana nostra banamortu una kerva, procussu binambitti. La storia consegna al paese, che apparteneva al giudicato di Gallura, un ruolo di primo piano in epoca medioevale, quando divenne sede di curatoria. Nel 1500 il sacerdote Giovanni Arca della Compagnia di Gesù di Cagliari parla di Bitti Magnus nella sua Naturalis Historia de Regno Sardinie. Alla fine del 1500 venne istituita dalla Chiesa una scuola di grammatica per 50 studenti. Nel 1600 contava 2000 abitanti. L'arciprete Francesco Fara la definì la quarta Barbagia. L'abate Vittorio Angius, alla prima metà dell'Ottocento, nel dizionario del Casalis, scrisse che in passato Bitti era divisa in 6 villaggi, compresi Onanì, Gorofai e Dure, distrutto dalla peste nel 1450. Di Dure è rimasta solo la chiesa di Santa Maria. Per mantenere l'ordine, il governo, questo è il racconto dell'abate, vi manda soldati di cavalleria e fanteria, che in totale non sono più di 20 individui. Ma la forza dei corpi miliziani barracellari somma 64 uomini di fanteria, dei quali 53 sono coscritti da Bitti, 6 da Grofai e altrettanti da Onanì. A scandire le vicende di questo paese sono anche i suoi 35 antichi santuari. Durante la dominazione pisana venne edificata la chiesa romanica di San Pietro, che divenne parrocchia nel 1237. Pievano venne nominato dal vescovo di Galtellì Don Nicola Irde. Della chiesa, andata ormai distrutta, si è salvato solo un bassorilievo che raffigura una serpe che rode un teschio umano. Il percorso religioso porta alle chiese campestri come quella di Buoncammino,